Venezia e l'arsenale militare. Benvenuti in questo nuovo video. Ho pensato di portarvi in una zona di Venezia che non è molto conosciuta, che però appartiene alla storia della città dagli albori, l'Arsenale. Il termine arsenale, più precisamente arsenale militare, indica lo stabilimento adibito alla costruzione, alla riparazione, all'immagazzinamento e alla fornitura delle armi e delle munizioni. Il luogo in cui si costruiscono, si riparano o si sottopongono a manutenzione navi militari, a volte anche commerciali. La parola arsenale proviene dall'arabo Dar al-Sina, ovvero sede dell'industria o casa del mestiere, da cui derivano attraverso la mediazione del veneziano le parole d'arsene e quindi arsenale. La diffusione del termine in numerose altre lingue si deve all'enorme popolarità dell'Arsenale di Venezia negli ultimi anni del XVI secolo, periodo della sua massima operosità. La produzione di armi. Solitamente un grande arsenale aveva reparti adibiti a magazzinaggio, dipartimenti e magazzini di spedizione e ricevimento, armeria, rimessaggio, briglie, selle e finimenti, equipaggiamento da campo, attrezzi e strumenti, magazzini ingegneristico, legnaia, magazzini scarti. Costruzione, fabbriche in un arsenale di prima classe o laboratori di seconda. Amministrazione, direttore capo, funzionari civili, ufficiali, sottufficiali, eccetera. In particolare l'Arsenale di Venezia è un antico complesso di cantieri navali e officine che costituisce una parte molto estesa della città di Venezia e la sua estremità orientale. Fu il cuore dell'industria navale veneziana a partire dal XII secolo ed è legata al periodo più florido della vita della Serenissima. Grazie alle imponenti navi qui costruite, la Repubblica di Venezia riuscì a contrastare gli ottomani nel mare Egeo e a conquistare le rotte del nord Europa. Circondato da 3 km di mura merlate in mattoni rossi, ha impiegato un massimo di 16.000 persone all'apice del suo funzionamento e può essere considerato per le sue dimensioni, l'età e l'ingegnosità della sua progettazione e del suo funzionamento, vi si realizzavano navi in catena di montaggio sin dal XVI secolo, come uno dei primi complessi industriali d'Europa. Il complesso dell'Arsenale costituisce l'unico esempio di cantiere navale e fabbrica d'armi che ha sempre mantenuto la stessa natura e la stessa funzione per 7 secoli, anche dopo il declino della Repubblica di Venezia. La proprietà della maggior parte dell'arsenale è dal 2013 passata al Comune di Venezia, mentre la parte residua rimane alla Marina Militare Italiana, presente nell'area con il suo Istituto di Studi Militari Marittimi e il Museo di Storia Navale. Circa un quarto del grande complesso è utilizzato dalla Biennale di Venezia per le sue esposizioni d'arte contemporanea. Vi interrompo un attimo per chiedervi, avete messo un like? Questo mi aiuta per il canale, per divulgarlo un pochino di più e Google forse ci accorgerà di noi. Poi un'altra cosa, avete dei consigli, qualcosa che volete vedere di Venezia, qualcosa di cui non ho mai parlato o magari ho parlato poco? Ecco, scrivetemelo, così mi aiuterà a fare nuovi video che magari vi piacciono, ok? L'ubicazione dell'area dell'Arsenale, compresa tra le zone conventuali di San Pietro di Castello e la parrocchia di San Giovanni in Bragora, fu decisa per la disponibilità di un grande spazio acquatico in prossimità del bacino di San Marco, sia perché nei pressi si trovava il punto di arrivo delle zattere che dai boschi del Cadore del Montello utilizzavano le acque del fiume Piave trasportando a Venezia il legname necessario. Il primo nucleo dell'Arsenale vecchio si fa risalire alla seconda metà del XII secolo. La prima documentazione risale al 1220 con la mappa della Cronologia Magna, che testimonia che il complesso, cinto da mura merlate, era costituito da 2 file di squeri, cantieri coperti ai lati della darsena vecchia comunicante con il bacino di San Marco solo attraverso uno stretto canale. Il primo ampliamento dell'Arsenale vecchio ebbe luogo negli anni che vanno dal 1225 al 1304, con l'aggiunta di un'area a est del perimetro fortificato. In seguito, dal 1304 al 1322, fu costruita la prima fabbrica delle corderie della Tana per la produzione dei cordami. È di questo periodo una citazione di Dante Alighieri che probabilmente visitò Venezia nei primi mesi del 1321 come ambasciatore di Guido Novello da Polenta, signore di Ravenna. Fu ospite di uno dei più influenti patrizi dell'epoca, Giovanni Soranzo, e ancora adesso è possibile leggere una targa che lo ricorda sulla facciata del bellissimo palazzo gotico della famiglia Soranzo a San Polo.
Tra il 300 e il 500 l'Arsenale produsse le galee e le grandi galeazze che determinarono la vittoria della cristianità nella battaglia di Lepanto. Dal 1300 l'Arsenale acquisì sempre più spazio. Furono costruite la Casa della Polvere, provvista di macina, e le 2 torri di controllo all'accesso d'acqua per la parte pubblica del cantiere. Tali torri avevano anche la funzione di gru per imbarcare sulle galee i carichi più pesanti. Le fonderie furono edificate intorno al 1390. Dopo la caduta di Costantinopoli 1453 e la conseguente minaccia della flotta ottomana nel Mediterraneo orientale, l'Arsenale subì importanti lavori di potenziamento bellico. Per ricordare tali lavori fu eretta la monumentale Porta di Terra o Porta Magna. Il portale, costruito tra il 1457 e il 1460 sul modello degli archi di trionfo romani, divenne il primo esempio di architettura rinascimentale nella città. A partire dal 1473 per un secolo avvenne la terza grande fase di sviluppo dell'Arsenale, nella quale furono apportati gli ultimi ampliamenti accorpando vari terreni paludosi circostanti, con la realizzazione di residenze esterne per i lavoratori, di forni pubblici e di magazzini per i cereali, d'arsena nuovissima. Di particolare interesse per i suoi caratteri architettonici è lo squero delle Gagiandre, eretto nel 1573 attribuito a Jacopo Sansovino. Dopo la Lega di Cambrai e della Lega Santa 1508-1516 ci fu una ripresa dell'attività di costruzione nell'area dell'Arsenale nuovissimo per potenziare la lavorazione del ferro e la produzione di artiglierie in bronzo con l'aggiunta di nuove fonderie. Negli anni tra il 1535 e il 40 si colloca la quarta fase di espansione dell'Arsenale, collocandovi le attività legate alla lavorazione e allo stoccaggio della polvere da sparo, l'ampliamento dello squero per il Bucintoro, nota imbarcazione cerimoniale, e per la costruzione dell'officina dell'artiglieria. Tra il 1566 e il 1573 fu condotta l'ultima fase di ripresa dei lavori dell'Arsenale nuovissimo, con nuovi cantieri coperti nell'isolotto e 2 ampi cantieri acquatici. Nel XVII secolo avvenne un'importante trasformazione della tecnica navale, cui l'Arsenale reagì adattando gradualmente le proprie strutture. Con il Trattato di Campo Formio 1797, che poneva fine alla Repubblica Veneta, le truppe francesi entrarono in città e saccheggiarono l'Arsenale, asportando tutti i cannoni del parco artiglieria e le armi per trasferirli in Francia, l'inizio di un lento declino. Per vedere l'Arsenale nei miei video vi linko il meraviglioso spettacolo che si fa durante il periodo di Carnevale e i video del Salone Nautico posto al suo interno, ottime occasioni per visitarlo. Arsenalotti, 2 parole su ciò che rappresentava il cuore dell'Arsenale. Nella Serenissima Repubblica gli Arsenalotti erano una corporazione di militari operai impiegati nell'Arsenale di Venezia. I membri di questo corpo sociale avevano la custodia dell'Arsenale e risiedevano per lo più nelle sue vicinanze. Erano passibili di morte o di bando perpetuo se scoperti colpevoli di furto o danneggiamento all'imponente stabilimento navale. Ai loro capi era proibito lasciare il territorio dello Stato senza il permesso esplicito del governo. Era prevista la trasmissione ai figli dell'appartenenza a questo ambito gruppo sociale. Stipendiati a vita dallo Stato e garantiti in caso di malattia, gli arsenalotti costituivano infatti il nervo della marineria veneziana. Fungevano da sorveglianza durante le riunioni del Maggior Consiglio, montando la guardia nella loggetta costruita allo scopo dal Sansovino. Erano in tali occasioni armati di brandistocco e di un bastone rosso di cui si servivano per il mantenimento del servizio d'ordine. Remavano inoltre sulle imbarcazioni di Stato utilizzate nelle pubbliche cerimonie e soprattutto sul Bucintoro, la nave ducale. Avevano infine funzione di vigili del fuoco. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! Iscriviti! Iscriviti!
iscriviti, 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 iscriviti.